Gli agenti della Polizia Penitenziaria di Agrigento, in collaborazione con i loro colleghi di Gela, Enna, Caltagirone e Caltanissetta, la sera di sabato 31 gennaio hanno portato a conclusione una brillante operazione di polizia all'interno della casa circondariale Pasquale Di Lorenzo a Petrusa ad Agrigento. Sono stati rinvenuti numerosi materiali di varia natura posti sotto sequestro, soprattutto telefoni cellulari, smartphone e microcellulari, e diverse persone detenute sono state denunciate in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica. Sono svariate le ipotesi di reato contestate, come l'accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte dei soggetti detenuti, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Questa è l'ultima in ordine cronologico l'operazione compiuta dagli agenti della penitenziaria di Agrigento. Va ricordato infatti quella effettuata lo scorso 20 settembre dell'anno precedente con un'analoga attività conclusa con il sequestro di circa 30 telefoni cellulari tra smartphone, microcellulari, ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, numerose persone detenute e denunciate all'autorità giudiziaria per diverse ipotesi di reato. È encomiabile altresì l'operazione di servizio conclusa con il sequestro di uno smartphone detenuto da un ristretto che dalla propria cella chiedeva il pizzo a un imprenditore originario del Messinese. Queste operazioni dimostrano, qualora ve ne fosse la necessità, si legge in una nota stampa del SAP, il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, che la Polizia Penitenziaria, nonostante le mille difficoltà, c'è. Un plauso e un ringraziamento va a tutto il reparto di Agrigento e ai colleghi giunti in supporto, donne e uomini che senza remora alcuna, spinti da un comune senso di vicinanza e fedeltà alle istituzioni, rendono glorioso il corpo della Polizia Penitenziaria.